Si è distinta negli studi delle onde gravitazionali e dei segnali elettromagnetici, contribuendo a tenere alto il simbolo delle Marche nel mondo. Marica Branchesi, la scienziata ordinata e professore associato del Gran Sasso Science Institute, ha ricevuto in Consiglio regionale il Picchio d'Oro 2018, il premio che annualmente viene attribuito a marchigiani che si sono distinti con la loro attività o professione in Italia o all'estero. Un riconoscimento bellissimo perché viene dalla mia regione, che è una regione che amo, e quindi ogni riconoscimento io in generale non me l'aspetto, perché è un qualcosa che arricchisce il lavoro che ho fatto con grande passione. Per l'astrofisica sono in arrivo nuove scoperte. Abbiamo i rivelatori di onde gravitazionali, sono partiti pochi anni fa in versione avanzata e hanno permesso delle scoperte meravigliose. Abbiamo visto la fusione di buchi neri, la fusione di stelle di neutroni, che ci ha spiegato come abbiamo gli elementi pesanti nell'universo. I nostri rivelatori riprenderanno ad osservare il cielo esattamente il prossimo mese, vedranno un universo più grande, ci aspettiamo tantissime scoperte. Questo è veramente l'inizio di un'astronomia nuova. Al marchigiano Eugenio Coccia, rettore del Gran Sasso Science Institute, è stato attribuito un riconoscimento ufficiale da parte della Regione Marche. La cerimonia si è aperta con la proiezione di un breve video su illustri marchigiani che hanno contribuito al progresso scientifico. Il conferimento del Picchio d'Oro, che normalmente avviene in occasione della Giornata delle Marche, era stato posticipato a causa dell'annullamento delle celebrazioni dopo la tragedia di Corinaldo.